Il commissario europeo per l'ambiente, il lituano Virginijus Sinkevičius, ha risposto all'interrogazione parlamentare presentata dalla Commissione europea lo scorso 6 febbraio dagli europarlamentari di 5 Stelle. Interrogazione sollecitata e stimolata dal movimento contro il rigassificatore di Agrigento. Un'analoga interrogazione era stata presentata dall'europarlamentare del PD Pietro Bartolo in data 21 febbraio e da diversi europarlamentari verdi, tutti sollecitati dal Movimento per la Sostenibilità e contro il rigassificatore di Porto Empedocle a ridosso della Valle dei Templi, sito UNESCO. I parlamentari hanno rilevato tra le tante cose il progetto è obsoleto, risalente al 2004, l'autorizzazione è stata data nel 2009 con il decreto della Regione scaduto. Nel 2023 la Regione ha prorogato tout court l'autorizzazione senza rinnovare i permessi previsti dalla normativa europea. L'impianto di rigassificazione dovrebbe sorgere vicino al centro abitato di Porto Empedocle, una cittadina di 15.000 abitanti che vede nelle vicinanze una scuola pubblica materna vicino a 700 metri. L'impianto dovrebbe sorgere a ridosso della Valle dei Templi, sito UNESCO, e il gasdotto attraverserebbe il parco archeologico di Agrigento. Il commissario europeo all'ambiente, nella risposta dello scorso 5 aprile, ha rimarcato l'aspetto non attuale della procedura della valutazione ambientale. Ha affermato testualmente: al momento di adottare una decisione in merito alla concessione dell'autorizzazione per un progetto, l'autorità competente si accerta che qualsiasi procedura di valutazione dell'impatto ambientale, meglio conosciuta come VIA, sia ancora attuale. La VIA per il rigassificatore di Porto Empedocle è stata adottata dal Ministero dell'Ambiente in concerto con il Ministro dei Beni Culturali il 29 settembre del 2008, cioè ben 16 anni fa. È assurdo pensare, continua nel suo parere il commissario europeo, che possa essere attuale una VIA vecchia da 16 anni, quando i cambiamenti ambientali, climatici, avvengono continuamente, a volte da un giorno all'altro. Questo parere, di cui il governo Giorgia Meloni e quello di Schifani non potranno non tenere conto, alimenta le speranze da chi, enti, associazioni, movimenti e singoli cittadini, da 20 anni lottano per evitare l'ignominia e il ludibrio da parte del mondo della cultura sugli italiani tutti che si dovesse realizzare l'indecoroso progetto. Questo quanto affermato dai componenti del Movimento per la Sostenibilità del Territorio di Agrigento, tra questi il presidente Alessio Lattuca e il componente Gaetano Gazziano.